Un Enel che prima era un colosso dell'energia, oggi viene smembrato in più pezzi in favore del libero mercato? Esattamente, e non solo viene smembrato, ma alza di più il livello di possibili infortuni, di possibili incidenti dei lavoratori, abbassando la qualità del servizio, abbassando la qualità di tutto ciò che devono andare a fare i lavoratori. Hanno toccato proprio la dignità di ogni lavoratore, con quest'ultima manovra da parte dell'amministratore delegato, dove ancora tende di più a scernere, a tagliare costi in funzione dei lavoratori stessi. La manifestazione di oggi non è come le solite manifestazioni per rivendicazione salariale, ma è una manifestazione da parte di tutto il gruppo Enel e oggi siamo in tutte le prefetture d'Italia per esprimere un disagio da parte di tutti i lavoratori per un cambiamento di strategia da parte del gruppo Enel. Mentre prima l'Enel è sempre stata all'avanguardia per quanto riguarda la gestione del sistema elettrico nazionale ed eravamo uno dei player mondiali ai primi posti, dietro al Giappone. Nel tempo si è persa questo primato e quindi adesso con l'ultimo cambio di management, di governance che si è realizzato all'interno dell'Enel, c'è stato un cambio che sta portando il gruppo a perdere quelli che erano i primati che aveva sia in Italia che nel mondo. La cosa che ci preoccupa principalmente è che c'è un attacco nei confronti di quello che era l'Enel, che doveva gestire la transizione energetica, il Green Deal, e arrivare al 2030, al 2050 gestendo la transizione energetica in Italia ed essendo la guida. Noi con il cambio di governance abbiamo avuto un passo indietro. Adesso il piano industriale che è stato presentato nell'ultimo periodo, 2 mesi fa, ci ha fatto capire che non ci sono idee chiare su quello che deve essere la missione di Enel in Italia, di come deve essere gestito il settore elettrico. Questo porterà a delle ripercussioni nella gestione e nel servizio che verrà dato ai cittadini italiani. Quindi noi oggi qua siamo non solo per i lavoratori, perché una delle cose che sta mettendo in atto questo gruppo dirigente è l'esternalizzazione delle attività. Questo porterà chiaramente a quello che abbiamo visto ed è accaduto anche in altri settori, ad una diminuzione della sicurezza e quindi a un degrado del servizio che viene dato ai cittadini. Altra cosa che è importante tenere presente è il fatto che questa esternalizzazione creerà uno spezzettamento della dimensione delle aziende. È una cosa che bisogna tenere presente, che l'Enel nasce come servizio pubblico essenziale e noi qua nel nostro territorio ci dobbiamo ricordare che alla fine degli anni 90 si è effettuata l'elettrificazione rurale e ha permesso di portare l'elettricità in tutte le case, anche nei posti più sperduti. Questa è la funzione e la missione di Enel e del servizio elettrico nazionale. Quindi quello che noi adesso stiamo manifestando e vogliamo portare a conoscenza di tutti i cittadini e della popolazione italiana è che si sta perdendo una delle migliori aziende che abbiamo in Italia e che è il leader nel mondo. Con questo tipo di azione sicuramente noi non potremo più garantire il servizio che viene garantito adesso ai cittadini italiani, e un'altra cosa ben più pesante è che la sicurezza mentre l'Enel prima era una delle aziende leader nel campo della sicurezza, adesso si sta perdendo anche questo tipo di primato e noi siamo preoccupati. Quindi se non c'è un'inversione di tendenza noi continueremo nella nostra battaglia, ma questo chiaramente deve essere un intervento da parte del governo e del Parlamento, a cui già abbiamo inviato le nostre richieste e qualche gruppo parlamentare già ci ha ascoltato. Vedremo ora successivamente che cosa accadrà da parte della governance aziendale e da parte del governo. Salvatore Castelli, centrale Enel di Porto Empedocle, rappresentante sindacale ed responsabile per la sicurezza dei lavoratori. Ecco, molti si chiedono che fine farà la centrale. Si sta lavorando, almeno dalla parte sindacale, ad un dialogo con l'azienda, cosa che al momento non sta accadendo. L'azienda si è trincerata dietro un silenzio e un'arroganza che non hanno precedenti. Noi siamo qui per manifestare e chiedere di sederci al tavolo con le organizzazioni sindacali e discutere su una soluzione praticabile.